Assessore, oggi nuova puntata di Io non ci casco, siamo all'Istituto Comprensivo Seneto, dove i ragazzi mi sembra che siano stati preparati a dovere, visto che comunque hanno raccontato delle esperienze. Assolutamente sì, grazie al lavoro preparatorio che abbiamo fatto con l'aiuto del corpo docente, i ragazzi oggi stanno interagendo in maniera straordinaria, dandoci delle testimonianze, dei racconti e sono già pronti per essere a tutti gli effetti i nipoti digitali della campagna Io non ci casco. Oggi siamo nell'ultimo istituto comprensivo della città, abbiamo fatto un tour straordinario partendo dalla Mondalcini, passando dalla Garibaldi, dall'istituto comprensivo Quasimodo e adesso completiamo con l'Istituto Seneto e siamo arrivati a raggiungere degli ottimi risultati in termini di condivisione, di piacere proprio di condividere insieme il messaggio che vogliamo lanciare attraverso i nipoti digitali, cioè io non ci casco, perché queste truffe che sono dietro l'angolo e che coinvolgono tutti, non solo gli anziani, dobbiamo stare attenti e grazie alla campagna di sensibilizzazione in un certo senso stiamo cercando di lanciare un messaggio positivo per evitare, perché poi non bisogna arrivare a chiamare le forze dell'ordine, perché vuol dire che già la truffa c'è stata e le forze dell'ordine nei nostri incontri sono gli ospiti speciali che ci danno e ci garantiscono non solo tutela ma ci ricordano cosa dobbiamo fare per evitare queste truffe. Tra l'altro si avvicina Natale, lei ha detto ci sarà un gran finale per questo evento, per questa manifestazione. Sì, intanto il contest Nipoti Digitali prevede delle premiazioni per i ragazzi perché loro sono gli attori principali di questa nostra campagna e quindi stiamo pensando a Io non ci casco a Natale. Perché io non ci casco a Natale? Perché il Natale, quindi le festività, sono momenti particolari di attenzione, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti online e lì le truffe in un certo senso proliferano, quindi dobbiamo stare attenti. Io non ci casco a Natale sarà non solo un momento di premiazione ma anche di condivisione, perché sarà un momento solidale e sociale, perché gli anziani sfortunatamente ci sono anche quelli soli e quindi dobbiamo dare un messaggio di solidarietà anche a loro e stiamo pensando a preparare qualcosa sempre in collaborazione con le nostre forze dell'ordine e con tutti gli istituti scolastici che porteranno in questo gran finale i progetti che hanno preparato, i disegni, i video, i vocali, in modo tale da ricordarci sempre io non ci casco. Oggi la campagna Io non ci casco approda all'IC Seneto, mi sembra che per i ragazzi sia un momento di forte confronto di quello che sanno, ma di molte cose che non sanno, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine. È un momento oggi molto importante, la scuola, il nostro istituto ha accolto con grande entusiasmo la possibilità di questo incontro, proprio perché significa da un lato prendersi cura, porre attenzione alle persone più fragili della nostra comunità, quindi della nostra scuola ma anche delle nostre famiglie, e da un lato porre al centro i ragazzi che diventano custodi dei loro nonni, delle loro famiglie. Sfruttando quelle che sono le competenze digitali dei ragazzi, si possono mettere a fianco dei loro nonni per prevenire, sensibilizzare e prepararli ad eventuali truffe. Il messaggio che è venuto poco fa proprio da un messaggio, grazie ad una testimonianza, è che è facile essere maestri in questi casi, ma è veramente quando ci si trova dinanzi a delle situazioni si rimane veramente spiazzati e non si è consapevoli di essere finiti in queste truffe. Il messaggio importante che la scuola oggi vuole dare è la scuola diventa ponte, diventa comunicazione tra due generazioni diverse e soprattutto è quello di dire nonno io ci sono, mi prendo cura di te, e soprattutto la scuola diventa un punto di riferimento, perché non basta essere solamente studenti consapevoli, competenti, ma occorre anche essere delle persone capaci di cura, di attenzione e di rispetto. Siamo quasi alla fine di questo tour de force, di questo progetto che comunque ha destato molta curiosità e attenzione da parte degli studenti. Possiamo già tracciare un bilancio?
Sì, siamo all'Istituto Esteneto, oggi è il nostro ultimo incontro, è l'ultimo istituto in cui stiamo incontrando i ragazzi, i nipoti digitali. Il bilancio è positivo perché c'è molto entusiasmo, i ragazzi stanno partecipando con la registrazione degli audio e dei lavori che che gli permetteranno di partecipare al concorso finale e quindi per creare l'audiomessaggio e il lavoro e che possa dare il miglior consiglio ai propri nonni. E l'entusiasmo parte soprattutto da una condivisione di esperienze che sono accadute sia ai ragazzi sia ai nonni, che oggi sono in numero abbastanza diciamo, presente e che comunque condividono determinate esperienze. E i ragazzi sono pronti ad aiutare i propri nonni a difendersi dalle truffe e dai raggiri, e i nonni sono qui proprio per ascoltare come poter prevenire dalle truffe e dai raggiri, quindi per evitare che loro possano cascarci.